piatto di oggi, bigoi con le sarde e le alici del delta. Pesci particolari, speciali, delicati, ma che danno poi natura a un piatto straordinario. Anche qui il profumo del nostro delta, anche qui una raccolta di ingredienti tipici nostri, locali. Dicevamo alici vengono sfilettate, si possono usare anche delle acciughe già trattate sotto sale, ovviamente dissalate oppure sott'olio, e sarde fresche, vengono anche queste sfilettate. Ci si prepara un po' di cipolla tagliata a filanger, si dice in gergo, ma basta a fettina sottile oppure tritata, profumo d'aglio, un po' d'aglio, si può usare in camicia intero e togliere o lasciare dentro l'ingrediente che si amalgami con il resto, perché in fin dei conti questa deve essere una salsa che accoglie il bigolo, che lo esalta. Un goccio di vino bianco se servisse secco, lo facciamo andare piano piano in modo che diventi una crema. In contemporanea ci mettiamo una parte di alici, una parte di sarde, un po' di prezzemolo se si vuole, a volte ci si aiuta, vedo anche le nonne con un po' di pasta d'acciuga, quella in tubetto, anche quella ovviamente esalta il sapore, ti dà quella cremosità tipica per questo piatto particolare. Una volta che lo spaghetto è cotto, che è uno spaghetto particolare, è un bigolo, è fatto in casa con farine di diverso tipo, un po' d'acqua e qualche uovo, c'è una macchina apposita, un torchio, avendo tempo li si può fare in casa ed è anche un bel passatempo per la massaia. È anche un ripescare vecchie ricette del passato, a volte è tradizione, è storia, il mettere assieme il passato e ripresentarlo in una maniera attuale e moderna. Oppure velocemente si comprano i bigoli già fatti, anche questa è una tecnica facile e comunque si ha un buon risultato. Si tuffano in acqua, si lessano, il bigolo cotto al dente viene scolato e finito 1 minuto o 2 insieme alla salsa mescolato, in gergo si dice spadellato. Si può presentare il piatto con qualche pinolo tostato, questa è una variante, è una cosa facoltativa. Qualche chicco d'uva, passita, messa a bagno in acqua volendo, oppure nel vino bianco. Questa è un po' una reminiscenza che noi prendiamo dalla cucina ebraica. E poi si presenta il piatto con, volendo, un po' di pan grattato tostato, perché questo ha la facoltà di togliere quel grasso in eccesso, perché è un piatto un po' particolare, un piatto carico, sapido, quindi questo pane raccoglie un po' visivamente quell'olio che potrebbe essere scappato. Lo abbinerei, questo piatto, a un vino locale tipico, anche qui un Salprino dei Colli Euganei fresco, temperatura giusta da cantina, oppure un Soave,